Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno a tutti, sempre qui in diretta da Milano su Radio Libertà. Buongiorno a Natalia, per gli amici Rosalia, grazie per la tua disponibilità. Ci abbiamo pure Mimmo, ma si è perso nei meandri di Radio Libertà, però vedo che sta arrivando. Tanti meandri qua. Oggi 21 novembre 2025, a Milano piove misto neve. Sì, però tra l'altro visto che a Bergamo nevicava, quindi a Milano siamo messi già meglio. A Brescia pioveva solo, ma noi a Brescia siamo di un'altra categoria. Detto ciò, anche oggi ci ritroviamo live. Mimmo, sto venendo troppe volte però dal vivo. Fai buono a venire qua, fai buoni. Niente, ovvio, al telefono c'è uno dei padroni di casa, uno storico della nostra trasmissione, uno dei creatori della nostra trasmissione, Federico Carbonara alias Sparacazzate. Ciao Fede, buongiorno. Buongiorno, in verità, anzi buonasera, in verità mi ha costretto Mimmo a fare la trasmissione, se era per me avrei finito di guardare i Simpson. Ah, che bello, vabbè, sicuramente magari per qualcuno sono molto più interessanti i Simpson che noi che spariamo cavolate magari. Tutto bene Fede? Bene, grazie. Piove alla grande. Lì piove o c'è la neve? Piove. Ah, ok. Beh, siamo a qualche chilometro, siamo a 5 chilometri dalla sede. Cioè, tu sei a 5 chilometri da via Bellerio e non sei venuto dal vivo, ti avrei salutato volentieri. Niente, ti avevo portato una bella cosa. Ci sono impegni superiori che mi trattengono. Ti avevo portato una bella cosa, ma la do a Mimmo, dai Mimmo. Poi... che poi... No, Fede, devi sapere una cosa. Dell'anno prossimo del SINAP, perché un uccellino mette che il SINAP omaggerà l'intera redazione di Radio Libertà con i calendari 2020. Assolutamente L'anno scorso si è presentato con un calendario in croce, Antonio Felloni. Allora, quest'anno porterò i calendari, ma ho fatto una promessa a Mimmo. Appena riesco, ma più che altro è una questione di tempo, acquisterò delle cuffie SINAP e la nostra trasmissione le faremo con le cuffie del SINAP. È anche giusto, perché considerato tutti gli sfaccelli dei telefoni che tu lasciamo poi alla radio, le varie ovviamente. dirette Facebook, Telegram, questo sarebbe il minimo. Allora, a proposito, d'altronde le cuffie della piscina. Sì, ovvio, le cuffie della piscina, mica le cuffie normali. Le cuffie della piscina con €1 le compri, no? No, aspetta, chiediamo a Rosalia che magari no. Come detto ciò, allora volevo ricordare intanto, prima di iniziare, i numeri per intervenire, che sono per telefono lo 02 9294 7222, ripeto 02 9294 7222, e per i più timidosi, come dice Federico, è 340 6709 659, WhatsApp ovviamente, 340 6709 659. Ok, possiamo dare inizio alla trasmissione. Facciamogliela dare da Federico. Certo, assolutamente sì. Ci onora della sua presenza. No, dai, che ci ha preferito ai Simpson, dai, almeno questo glielo dobbiamo. Io penso che i Simpson, a qualche altra che gli sta più a cuore ancora, voglio sperare, no? Giusto? Ci sei? No, sì, ci sono forte e chiaro. Se sto ascoltando forte e chiaro l'ennesimo scaricabarile di Mimmo, perché Mimmo deve sapere che non si è mai preparato una trasmissione in vita sua. No, solo la prima e basta. Poi per il resto sono entrato nel 25esimo anno di trasmissioni e le ho sempre fatte a braccio, ma sono quelle che vengono anche meglio, dai. Assolutamente sì. Poi comunque io ho certi campioni a fianco a me che mica me li sono messi vicino per niente. Fede, comunque il mitico Tony F e c'ho lo Sparacazzate dall'altra parte che fanno proprio ti posso dire una cosa, Fede. Oggi è sbagliato, non vedi, le sai perché? Perché io quando sono arrivato qui in Bellerio, sono sceso sotto qui dove abbiamo la postazione radio, nel bunker, il buon Mimmo mi ha fatto trovare un piatto di pasta con le cime di rete. Le cime di rete. Ma sono felice, ma se non sono venuto, evidentemente l'impegno che avevo era superiore a tutto
questo. Vabbè, niente, no, stai rosicando, però non lo voglio E mostrare. cioè, Vai. ho portato pure la frittata di pasta col sugo Bravo. di coda alla vaccinara. È un penso buon un bicchiere po'. di vino. Quindi, Fede, sei Se tu volete che... che butto giù il telefono, state riuscendo, perché io a breve entro 10 minuti butto, anzi entro 5 secondi secondo me butto giù e mi finisco di guardare il video. Perché No. non hai mangiato niente tu poi? Sei stato a digiuno? Sì, ho mangiato, no, ho E mangiato. Dragon Ball sta No, mangiando. ma dato che mo dobbiamo parlare appunto di persone che lavorano in posti poco felici, farci sparare qualche cazzata anche a noi ogni Ecco, tanto, certo. su, Allora, è stata una settimana impegnativa? sì, però tranquilla. Per quanto mi riguarda impegnativa, semplicemente perché ai noi purtroppo ho festeggiato i 49 il 18 di novembre, ma soprattutto colgo l'occasione, fatemela sfruttare la radio in questo momento per rinnovare gli auguri alla donna più importante della mia vita, senza togliere nulla a mia moglie, ma che è mia figlia Raffaella, che ha compiuto ieri 18 anni, è maggiorenne, e quindi tantissimi auguri dal profondo del cuore a mia figlia. E quindi questa settimana, parte di questa settimana l'ho dedicata anche a lei, perché comunque, ripeto, è la donna più importante, ma non la donna, la persona più importante della mia vita, quindi... E noi Anzi, ci associamo agli auguri a Raffaella, sicuramente ci si associa appunto anche Federico, perché anche Federico ha una donna più importante della sua vita adesso, tolta chi la meglio moglie, di lui no? può saperlo, quindi... Giusto, Federico? Sì, è la mia amante che vorrei salutare. È mia figlia, è ovvio, sì, assolutamente. No, concordo, quoto, come si dice in pieno. Allora, iniziamo dalla settimana, ci sono notizie, in verità me ne sono perso qualcuno, comunque ne ho lette di poche. Tuttavia, diamo una buona notizia. Parlavamo da anni e anni che della riorganizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in particolare sul ruolo della Polizia Penitenziaria. Dopo anni e anni di lotte, lo possiamo dire, perché in radio l'avevamo chiesto un sacco di volte, di istituire una direzione generale che almeno si occupasse delle specialità della Polizia Penitenziaria. Il governo ha mantenuto la promessa. Dopo quasi 5 anni da riordino delle carriere, dove era contenuta questa prescrizione, e va ricordato che è stato ottenuta grazie alle organizzazioni sindacali, quindi le cose buone che si fanno vanno dette, vanno rivendicate. Il sindacato ha aiutato a crescere molto la Polizia Penitenziaria, che era nata monca per tanti motivi. Voglio anche ricordare che quando è stata istituita la Polizia Penitenziaria nel dicembre del 1990 non c'erano nemmeno i commissari, cioè gli ufficiali. La Polizia Penitenziaria si fermava agli ispettori e marescialli, ecco, unico corpo in Italia. Persino i vigili urbani hanno il ruolo direttivo, senza non togliere la polizia locale. Pensate un po', amici a casa, che la Polizia Penitenziaria ne era sprovvista e aveva un'organizzazione purtroppo molto mista, molto né carne né pesce, perché nei ruoli apicali della polizia, cioè dell'amministrazione penitenziaria, che sovrintende appunto la Polizia Penitenziaria, trovavamo delle persone che non avevano alcuna conoscenza del mondo delle divise, dell'organizzazione di base militare, perché ricordiamo che la Polizia Penitenziaria è un corpo a ordinamento civile, però militarmente organizzato, come dice l'articolo 1 della legge 374 del 1990, se non erro, o 352, perché mi sto invecchiando e piano piano confondo i numeri. Una delle due dovrebbe essere. Finalmente appunto ci sarà un'organizzazione tutta interna alla Polizia Penitenziaria, non come ora che insomma è all'ufficio del capo del dipartimento, che purtroppo è una delle figure dell'amministrazione pubblica che cambia più rapidamente, quindi non si riescono a fare progetti, non si riesce a fare tante cose. Almeno le forze speciali, ecco, della Polizia Penitenziaria potranno avere un'organizzazione tutta loro, con una gerarchia composta esclusivamente da personale della Polizia Penitenziaria. Questo è importante per la progettualità, per gli investimenti, per le esercitazioni, per tutta una serie di cose, anche per l'immagine del corpo, è fondamentale. Mi auguro che a breve venga istituita anche l'altra direzione generale, che invece si occuperà proprio dell'organizzazione della Polizia Penitenziaria, però è un enorme risultato. Da quello che ho capito, questa direzione generale si occuperà anche delle traduzioni, cioè del trasporto dei detenuti e della sicurezza in tutti gli istituti nazionali, perché c'è anche
USPEV, UST, se non erro, dipendenti da questo modo di direzione generale. È un passo in avanti importante, grande, perché, ripeto, fino a qualche anno fa, prima di questo governo in particolare, che ha innovato molto l'organizzazione a livello apicale del Dipartimento, insomma, c'erano persone che venivano dal ruolo civile, insomma, chi era ex geometra, chi era ex educatore, chi era ex ragioniere, che si doveva essere promosso dirigente, perché anche questo è accaduto nella storia del Dipartimento, e che di come era fatto un carcere, di come si trasportavano i detenuti, o di come fosse organizzata insomma, la gestione dei 41 bis o di detenuti pericolosi, non ne sapeva nulla e non aveva mai visto nulla in vita sua. Ecco perché è importante, un passo importante che va nella sicurezza e nella crescita del corpo, e insomma, dopo le tante cose ottenute, perché a volte penso tra me e me, caspita, qualche anno fa se ti succedeva qualcosa venivi sospeso, da poco tempo non più. Se ti succedeva qualcosa ti devi pagare gli avvocati, ora grazie a Dio c'è la tutela legale. Insomma, chiamatelo poco, ma sono cose importanti, ci sono persone che si sono rovinate. No, sono cose importantissime, hai ragione Fede. Chi le chiama poco è perché... Cose, bravo, sì, uno si dovrebbe guardare indietro e dire, beh, ma cosa è stato portato a casa? Beh, in poco tempo sono state portate a casa tante cose. E forse dobbiamo fare come l'imperatore Augusto a Roma, che fece le res geste in latino, cioè le cose res geste fatte, le cose fatte, le scrisse tutto in un muro. Io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, e evidentemente dovrebbe farlo anche il sindacato o chi è al governo per rappresentare, si vanta di rappresentare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, dovrebbe dire, ragazzi, io in 3 anni di lavoro sono riuscito a portare a casa questo. È importante anche per ricordare, visto che purtroppo siamo un paese dove del disfattismo, della non partecipazione, del che me ne fotte, insomma è un po' il mantra quotidiano, l'individualismo che va a distruggere la società, va a distruggere i diritti, alla fine ci rimettiamo tutti. Dobbiamo ricordarci che insieme, uniti, le cose si ottengono. Assolutamente sì, Fede, io concordo con te, perché spesso nel nostro corpo c'è tanto disfattismo, c'è negatività, a volte bisognerebbe fermarsi come hai fatto tu, facendo delle riflessioni. In questi ultimi anni tanto è cambiato, ma veramente tanto. Ieri guardavo una trasmissione che guardo spesso su Rete 4, Diritto e Rovescio. Ci sono stati dei passaggi che mi hanno fatto incazzare in una maniera esagerata, perché era collegata a una persona, ricordo solo che apparteneva a Toscana Rossa, ma non mi ricordo nello specifico il nome, per l'amore del cielo. Sono state dette delle cose che la gente collegata da casa era incazzatissima, perché noi qui parliamo di numeri, lo diciamo da un po', che i numeri, soprattutto per quanto concerne gli appartenenti alle forze di polizia, questo governo ha fatto tantissimo, no? Si parla di oltre 38.000 assunzioni. Il problema principale che noi, riguardando la sicurezza, non è neanche il numero di assunzioni fatte dal governo, assolutamente sì, è importante, ma fino a un certo punto, perché puoi assumere anche 150.000 poliziotti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, che il problema principale riguarda a queste persone, gli devi dare l'opportunità a queste persone di poter lavorare, perché parlando del nostro lavoro, se noi siamo in sezione in 5, Fede, però non ci possiamo muovere, perché appena ci muoviamo o siamo relazionati o entriamo in qualche inchiesta o altro. Quindi è su questo invece che bisogna valorizzare quello che hai detto tu, che non c'è stato solo un intervento in merito ai numeri che sono stati altissimi, e lo sottolineo, ci sono stati anche degli interventi normativi come la tutela legale per le forze di polizia. Noi lo diciamo da una vita, Fede, da 8 anni che da questa radio noi chiediamo la tutela legale, e finalmente qualcuno ci ha ascoltato. La tutela legale, l'aumento delle pene per le aggressioni alle forze di polizia, a tutti gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Cioè sono stati fatti tanti interventi normativi, e secondo me ce ne vorrebbero ancora altri. È come dire, mani libere alle forze di polizia, mani libere in questo caso riguardando noi alla polizia penitenziaria, perché per poter lavorare bene tu devi stare tranquillo, a prescindere dai numeri. Perché, ripeto, puoi mettere anche 10 persone in sezione, però se queste 10 persone non hanno una
tutela normativa, un qualcosa che li possa mettere al riparo da qualsiasi cosa, il problema purtroppo tu non lo risolvi. Quindi ripeto, concordo con te, è giusto che ognuno di noi ogni tanto si fermi e faccia delle riflessioni. Non voglio più sentire il nostro corpo è colpa di serie C, si sta male, perché facendo così non facciamo altro che dire ai giovani non venite. Invece il messaggio deve essere chiaro: il nostro è un lavoro come tanti, è un lavoro rispetto ad altri molto più difficile, perché comunque lavoriamo con esseri umani. Nello stesso tempo comunque ci dà tante gratificazioni. Sbaglio, Fede, perché tu fai questo lavoro da anni. Ci sono momenti in cui ti capita che sei stressato, perché ripeto, ogni lavoro poi no, ti dà lo stress. Il nostro magari qualcosina in più, perché lavorando con i delinquenti è normale che tutto può accadere, ti accade, devi essere bravo tu poi dopo a cercare di diversificare le situazioni e di prendere il meglio in ogni operazione che fai. Però cerchiamo di far capire alla gente che ci ascolta da casa, chi non conosce realmente il nostro lavoro, e comunque il nostro è un bel lavoro, e comunque ultimamente è stato attenzionato, e ripeto, non solo con i numeri ma anche con interventi normativi, e altri ancora ne dovrebbero arrivare a tutela di tutte le forze di polizia. Punto, perché ieri, ripeto, guardavo quella trasmissione, Mimmo, e si parlava ancora della questione di come si chiamava quel ragazzino, Rami Grandi. bravissimo, e ancora c'era qualcuno che la diceva, ma li hanno inseguiti. E fammi capire, se uno commette un reato la forza di polizia deve inseguire o si deve fermare al bar a prendere il caffè lasciando liberi questi signori di commettere tutti i reati di questo mondo? Si è andato a sbattere, amen. Come si dice, il rischio del mestiere per il poliziotto, il rischio del mestiere anche del delinquente, se tu scappi dalle forze di polizia, che puoi andare a sbattere e ci lasci le penne. Però basta attaccare sempre solo le forze di polizia. Io parlo di una parte politica che ormai poi durante le elezioni, come senti adesso, no Mimmo? Adesso ci sono, anzi ricordo, andate a votare i residenti del Veneto, in Veneto, Campania e Puglia, e mi raccomando, date una mano alla Lega, votate la Lega, perché è l'unico partito che è stato, è e sarà sempre alla parte delle forze di polizia, perché è fondamentale, che altrimenti fino a qualche tempo fa a noi non ci pensava nessuno. Voglio ricordare la legge Madia, e Madia dove appartiene, voglio ricordare i vari indulti, indultini, indultetti, è ciò che ha fondato il corpo di polizia penitenziaria, il mondo carcere, in questo caso il corpo di polizia penitenziaria, perché ci hanno letteralmente affondati. Quindi è inutile che oggi si viene a dire massa, cosa che cioè, siamo arrivati veramente ci hanno raso al suolo. Adesso stiamo tornando, e secondo me più tempo passerà e torneremo più forti di prima. Però fatela una riflessione, e mi rivolgo a tutti i cittadini, perché comunque la sicurezza deve essere messa in primo piano a prescindere, ma mi riferisco anche ai miei colleghi. Sappiate chi c'è sempre stato e chi sempre ci sarà, non nelle chiacchiere durante la campagna elettorale, ma sempre con i fatti. E come diceva prima Federico, i fatti questo governo li ha fatti. Ecco, scusatemi il gioco di parole, però basta vedere il decreto sicurezza e basta vedere la tantissima attenzione che c'è stata verso il corpo di polizia penitenziaria. E non so se tu hai avuto modo, Fede, di leggere ieri quella nota in merito sicuramente avrò avuto modo di leggere, però noi abbiamo una chiamata, perciò quindi diamo la precedenza all'ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Anna e chiamo da Como. Ciao Anna, prego. Io non sono una vostra collega, ma ascolto sempre con molto interesse la vostra trasmissione, perché mi ha fatto scoprire il vostro lavoro, il vostro mondo, no? E poi vabbè, siete anche molto simpatici. Volevo chiedervi una cosa. Chi dei tre è più simpatico, Anna? Chi dei tre? No, tutti, dai. Brava. Siete un bel trio. Volevo chiedervi questo, che cosa ne pensate delle proposte che si sono susseguite negli anni e che non sono mai andate a buon fine, di inserire la polizia locale nel comparto sicurezza, e che cosa ne pensate di queste proposte, e
perché secondo voi la cosa, questa questione non va, nessuno la porta avanti seriamente. Questo, Ok. se avete un'idea in merito a questo, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Ok. Chi vuole rispondere? Grazie, Posso Anna. Vai, rispondere io? Vai, Prego, certo, prego. Fede. Ultimamente Certo. questa cosa. Beh, intanto c'è un disegno di legge al Senato che ha cominciato proprio l'iter per includere la polizia locale e riformarla profondamente, ascoltando addirittura l'Assemblea dei Sindaci degli ANCI ha inviato vari messaggi con le richieste, insomma è stato ascoltato anche il mondo sindacale della polizia locale in merito alla riforma che si aspetta da più di 40 anni della polizia locale, quindi sembra che ci siamo. E beh, assolutamente sì, secondo noi tutti è giusto includere la polizia locale nel comparto di sicurezza, è giusto formare al meglio la polizia locale, perché comunque c'è, è un servizio che tutti i cittadini pagano e al di là di certe giunte di sinistra che pensano che la polizia locale serve solo a parlare con i vecchietti in centro, a far attraversare i bambini, no, è un asset fondamentale per la sicurezza. Abbiamo un amico a Vicenza che si chiama Nicolò Naclerio che ne sa qualcosa, visto che ha avuto la polizia locale con il sindaco di centrodestra Rucco, che è stata la migliore d'Italia, premiata più volte a livello nazionale, quindi soprattutto per il contrasto alla droga. Quindi vedete che se si vogliono fare le cose si possono fare. Con la riforma in teoria si va a dare più autonomia anche alla polizia locale nell'organizzazione, e questo serve perché voglio ricordare che ci sono paesi come la Germania dove c'è solo la polizia locale, però che lavora molto bene. Ecco, va spoliticizzata in alcuni aspetti, vanno dati ai membri della polizia locale formazione e addestramento, utilizzo delle armi anche fuori del comune a livello di polizia giudiziaria, perché spesso per sapere che si fermano, devono fermarsi nella circoscrizione loro e non possono terminare alcune operazioni perché inizia un altro comune, un'altra provincia. Quindi i limiti sono tanti e giustamente dandogli, riconoscendo il loro ruolo, vanno anche gratificati a livello economico. So che il disegno di legge che c'è in Senato e che è partito comprende tutte queste cose qua e mi auguro insomma che venga portato a termine. Ok, perfetto Fede. Vorrei dire che comunque la Lega ha sempre attenzionato quello che è la polizia locale, forse è stato l'unico partito che è stato sempre vicino alla polizia locale e degli emendamenti credo che siano stati presentati, c'è qualcosa che bolle in pentola, quindi speriamo che al più presto si riescano ad ottenere ottimi risultati. Detto ciò, però c'è il problema che comunque la polizia locale non dipende da nessun ministero dello Stato italiano, ma sappiamo bene che è alle dipendenze del comune di dove si esercita, dove si fa servizio. Quindi anche in questo caso ci vorrebbe una maggiore attenzione da parte degli organi comunali nella gestione di una forza di polizia come quella della polizia locale. Detto ciò, Fede, se mi lasci un secondo vorrei fare l'in bocca al lupo a una persona che io conosco benissimo, è una persona eccezionale, veramente un grandissimo professionista, un ottimo collega, un ottimo poliziotto, nonché un ottimo dirigente, ed è il dottor Silvio Gallo, che da una settimana circa è stato nominato direttore del GOM, quindi in sostituzione del pur bravissimo dottor Americo Fusco. Quindi da parte mia vanno i migliori auguri a Silvio Gallo certamente di arrivare ad ottenere grandissimi risultati, ma ne sono certo perché comunque è una persona in gamba. Ricordiamo che il dottor Gallo era alla formazione fino a qualche giorno fa. C'è stata questa sostituzione come direttore GOM, esce il dirigente Fusco ed entra il dottor Gallo, quindi in bocca al lupo al dottor Gallo, perché il GOM è uno come possiamo dire, Fede, il GOM per la polizia penitenziaria è diventato fondamentale, quindi non lo so se ti vuoi aggiungere all'in bocca al lupo, Fede. Sì, spero che Fusco stia bene, visto che è stato più volte ospite nelle nostre trasmissioni in questa radio, dove ha presentato alcuni libri. Poco prima, tra l'altro, di essere nominato lui capo del GOM, comandante del GOM,
Sì, e infatti abbiamo fatto la trasmissione con le buone notizie, nemmeno a farla apposta. Il GOM è stata il primo reparto d'élite della Polizia Penitenziaria per istituzione, e la recente istituzione della direzione generale va insomma a dare ancora maggiore professionalità a un'articolazione molto importante della Polizia Penitenziaria, quindi è una specializzazione che davanti a sé avrà una forte crescita in tutti i sensi. E se lo merita, come tutte le altre forze dell'ordine, la Polizia Penitenziaria, visto il difficilissimo ruolo che ha, cioè la gestione dei 41 bis, dei disordini, anche altri, e la traduzione di detenuti particolari, quindi assolutamente è un bellissimo impegno, un onere e un onore grande essere comandante del GOM, e quindi facciamo gli auguri sia a lui che a tutte le donne e gli uomini che fanno una vita dura. Assolutamente sì, assolutamente sì. È sicuro che fare servizio nelle sezioni 41 bis e in alcune sezioni particolari di alcuni istituti, tra cui quelli della Sardegna, è dura, è molto dura. Sono orari lunghissimi, servizi dove si inizia, non si sa che ora si finisce, e gestione di persone molto molto particolari, ecco, per usare un eufemismo. Assolutamente, va tutto il nostro augurio di buon lavoro a tutti quelli che ci lavorano, e anche in bocca al lupo, perché crepi il lupo, già lo diciamo noi, perché è un servizio duro e particolare, se lo meritano assolutamente. Va bene. Non so, andiamo in pubblicità? In pubblicità, sì. Ci sentiamo, ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà ed è sempre lo spazio in più collaborazione col SINAPE, col Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Ho qua in studio con me Antonio Fellone e da remoto, dal telefono, Federico. Il mitico Federico. Quello che fa... Prego. Possiamo parlare di una cosa che mi sta a cuore, scusate, che è da un po' che volevo affrontare in questa trasmissione. Purtroppo, come al solito, si è notato un vero e proprio fuoco di filo, macchina del fango nei confronti dell'amministrazione penitenziaria a causa di una circolare che regolamenta una cosa molto importante. Siccome noi siamo uno dei pochi media non allineati, abbiamo avuto invece qualsiasi media, ovviamente il giornale, sapete, gran parte dei giornali che parte stanno, ma anche tante persone che il carcere lo conoscono poco, però non credevano vero poter attaccare in maniera così diretta e frontale e gratuita l'amministrazione penitenziaria per una misura purtroppo doverosa dopo ripetuti episodi. E voglio parlare della circolare che va a regolamentare l'attività di volontariato e delle associazioni all'interno dei carceri, dove sono presenti, ribadisco, solo e soltanto detenuti non appartenenti al cosiddetto circuito comuni, ossia detenuti che hanno avuto
condanne per il famoso 416 bis, ossia associazione a delinquere di stampo mafioso. Cosa è successo? Dopo varie ripetute infiltrazioni della criminalità organizzata, quindi 'ndrangheta, camorra e mafia, all'interno di alcune associazioni che operavano all'interno delle carceri con dei progetti, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha pensato di intervenire chiedendo alle direzioni e alle associazioni di chiedere autorizzazione alla Direzione Generale Detenuti a Roma prima di iniziare dei progetti, affinché si verifichi se c'è il rischio di infiltrazione, chi sono le persone che stanno dietro. Cioè è una misura di totale buonsenso che in qualsiasi paese del mondo dove ci sono carceri, insomma, dove, ribadisco, sono presenti detenuti affiliati alla criminalità organizzata, si fanno queste cose. Ecco. Lo si fa in Italia finalmente dopo anni e anni, ribadisco, di episodi anche abbastanza gravi all'interno delle carceri e di episodi di infiltrazione mafiosa particolare. Non è che noi abbiamo il 41 bis, abbiamo l'alta sicurezza, abbiamo tutta una serie di misure e poi non si controlla la fonte e si fanno entrare persone che o progetti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dell'intero carcere. Ecco, eppure, insomma, in questo strano paese, siccome a livello centrale il Ministero ha chiesto, insomma, di poter controllare e verificare chi c'è dietro, è venuto fuori il fuoco di fila totale, il governo affossa le associazioni, blocca il lavoro nelle carceri, già era difficile prima, è intervenuto pure il cappellano di Busto Arsizio sparando fuoco e fiamme, già era impossibile così, ho fatto il verificio, ho fatto questo e quest'altro, è intervenuto il cappellano di Padova, spero che a Padova c'è una reclusione molto grande, ora non si potrà fare più niente, e adesso manca. Quando tutto questo non è vero, è stato soltanto richiesto un controllo delle comunicazioni, insomma di presentarsi all'amministrazione centrale, che in tempi brevi risponde. Vuole sentire anche Antonio cosa ne pensa? Per me era doveroso specificare la cosa perché troppe se ne sono dette e fuori luogo, insomma. Assolutamente sì, ma mi trova pienamente d'accordo ciò che ha fatto l'amministrazione in questo caso. Allora, forse qualcuno dimentica che comunque si va a lavorare in un mondo particolare, che è quello del mondo carcere. Mai come questa volta, voglio dire, in passato non c'è mai stata. C'è stata una seria attenzione da parte dell'amministrazione che vuole giustamente sapere quelli che sono i percorsi, chi entra negli istituti, i lavori che si devono fare, c'è tutta un'organizzazione dietro. Ed è giusto che la nostra amministrazione sappia determinate cose e debba avere la possibilità di autorizzare e di capire, perché forse a qualcuno sfugge un particolare. Parliamo di carcere dove all'interno ci sono persone che comunque hanno commesso degli atti, chi meno gravi, chi più grave, comunque sono persone che comunque devono essere attenzionate e all'interno di questo carcere ci lavorano delle persone e nel nostro caso è la polizia penitenziaria. Quindi questa attenzione che ha avuto l'amministrazione penitenziaria nel voler capire, gestire e autorizzare determinate situazioni è più che positiva. Se ne facciano una ragione, perché bisogna smetterla di pensare che il carcere deve essere un porto di mare, bisogna smettere di pensarla che nel carcere può entrare qualsiasi e la qualunque, perché siamo arrivati a un punto di non ritorno. Non ci dobbiamo poi scandalizzare se vediamo dirette TikTok in continuazione, ingressi di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, cellulari, droghe e altro. Se all'interno del carcere facciamo entrare la qualsiasi senza una gestione più oculata, e quindi Fede, come fai a non essere d'accordo su questa situazione? È giusto così. Chi dal mondo esterno vuole entrare negli studi penitenziari deve essere 1 autorizzato, 2 bisogna, come non so se tanti lo sanno, ma chi entra all'interno del istituto penitenziario prima di entrare deve essere controllato, gli viene fatto lo SDI, gli vengono fatti dei controlli per vedere se questa persona ha dei precedenti o meno, se è collegata a qualcosa. Quindi è giusto così, ben venga, finalmente c'è attenzione verso il nostro mondo. Quindi concordo pienamente con l'amministrazione, Fede, questa è la mia idea, ma magari sbaglio, ma io la penso così. Io mi posso dire invece contrario in questo senso, perché quello che ha preteso di fare l'amministrazione centrale non dovrebbe essere svolto
quotidianamente da chi sono i responsabili dei vari istituti, e mi riferisco al direttore, ai vice direttori e anche ai comandanti. Cioè quella dovrebbe essere una cosa già applicata. Io mi ricordo che nell'ordinamento penitenziario, laddove una persona che uccideva anche, facciamo un esempio a caso, uccideva la moglie, pigliava l'ergastolo, già dal giorno dopo che diventava definitivo, il direttore, sotto la sua responsabilità, col parere del magistrato, poteva mettere al lavoro esterno. Ma sono due cose Ci distinte sono e le separate, leggi, basta però. che vengano applicate. Sì, ma sono due cose distinte e separate, perché qui in questo caso entra in campo anche la magistratura di sorveglianza. No, io non intendevo questo, io intendevo chi viene all'interno a fare certi tipi di attività, non la gestione del detenuto per essere messo al lavoro o altro, perché io credo che, Fede, se non sbaglio, l'amministrazione non è che vuole decidere chi deve e chi non deve andare al lavoro, l'amministrazione vuole capire e poi magari autorizzare a livello centrale certi tipi di attività. Sbaglio, Fede? Sì, no, io vorrei rimarcare la cosa che lo fa l'amministrazione centrale, perché purtroppo non in tutti i territori c'è la serenità di fare queste cose. Bravissimo. Cioè, negare l'ingresso a un'associazione che è in odore di mafia o che ha qualcosa in un territorio ad altissima infiltrazione, come ce ne sono tanti, e non solo a sud, Milano purtroppo è uno di questi, sapere che Milano ormai è diventata la piazza, la vetrina dell''ndrangheta che viene a riciclare qualsiasi cosa, rifiuti inclusi, ecco. Si subisce una forte pressione sociale e quindi è anche l'amministrazione centrale, prendendosi in carico lei la cosa, è anche un voler togliere pressione e difendere insomma i loro uomini e donne nel territorio. Certo, togliere delle responsabilità. No, è giustissimo, la vedo in ugual modo, perché io credo che sia questo poi l'interesse principale. Senza offesa, mi viene in mente Foggia, Catanzaro, che sono in contesti davvero drammatici. Mimmo ne sa qualcosa, perché Mimmo, pur avendo un accento del profondo nord, è nato a San Severo in provincia di Foggia. Provincia di Foggia. Città, il teatro più bello d'Italia, anzi d'Europa. Ecco, salutiamo gli amici di Foggia. Sappiamo tutti cosa è successo durante la rivolta a Foggia. Sappiamo tutti in che condizioni, porte aperte alla Renault. Non è pubblicità. Quindi... Però posso dire una cosa. Ma io... Mimmo, quindi San Severo. Però non si sente che mi viene da Foggia. No, perché praticamente nel passare degli anni mi sono un po' imbastardito per certi livelli, per certi versi a livello di idioma vari. No, comunque tornando a essere seri, però vabbè, cioè tu hai fatto un discorso ovvio, in effetti in certe zone prendere certe decisioni possono essere pagate anche con la vita. Gente che ha pagato nella vita, nel vostro lavoro già ce n'è stata tanta, in tante epoche, però allora bisogna fare anche tutto un progetto tutto continuativo, cioè più completo in questo senso, con controlli. Ma secondo me, per esempio, il guaio di certe prigioni è cominciato da quando la sinistra, e mi ricordo che è stata la Rosy Bindi, ha cominciato a diminuire il lavoro e a diminuire anche quello che era l'assistenza sanitaria. Allora, nelle prigioni, se volete meglio lavorare, comunque ci deve essere anche una speranza nel futuro. Voglio vedere se appunto questa nuova circolare darà spazio e darà modo di sovrintendere, di sbrigare subito certe pratiche, e non invece che venga creato un ulteriore serbatoio in cui buttare le cose e lasciarle lì ad ammuffire. Perché se s'ammufisce ancora di più quello che sono le offerte che dall'esterno arrivano, in galera non può che diventare peggio la situazione, a mio parere, per quel poco che io conosco la prigione, insomma. Ma guarda, bisogna anche mantenere la speranza nelle persone. Se mi permetti di dire una cosa, perché poi è un discorso molto particolare, va contestualizzato da prigione a prigione. Sì, no? Infatti l'ha detto prima Federico, in certe zone d'Italia diventa più io problematico. parlavo anche proprio per la questione di attività e lavoro, perché ci sono istituti dove addirittura lavorano il 90% dei detenuti, e se non ricordo male, scusatemi se sbaglio, dovrebbe essere Massa, ma ci sono poi tantissimi istituti, soprattutto qui al nord, che tu puoi organizzare la qualsiasi attività per i detenuti, che sia lavorativa, che sia attività a 360 gradi, culturale, altro, figurati. Ma c'è, e Federico può confermare, una partecipazione bassissima,
molto vicina allo zero di detenuti che partecipano a attività trattamentali e o lavorative. Cioè, trovi veramente quelli disperati che pur di andare a fare lo scopino della sezione per guadagnare qualcosina di soldi si buttano, ma per il resto non c'è tutta questa altissima partecipazione alle attività trattamentali. Questo bisogna farlo emergere all'esterno, perché ripeto, se noi parliamo di istituti trattamentali, Bollate, Brescia Verziano, che ce l'ho, o altri, mi ricordo, Fede, dammi una mano e mi ricordi qualcun altro, Padova, va bene, chapeau, abbiamo il 90%, 80-70 che lavorano, ma dobbiamo contare anche la restante parte di istituti penitenziari che, credetemi, Fede, correggimi se sbaglio, partecipazione all'attività rieducativa è pari a quasi vicino allo zero. Cioè noi troviamo a volte che vengono tantissimi operatori all'interno degli istituti penitenziari, perché vengono autorizzati da qualsiasi, vengono perché cosa? In un istituto dove ci sono 300-350 detenuti, partecipano all'attività 3/4 detenuti, forse. Sbaglio, Fede? Fede lo sa perché lavora. No, purtroppo li dobbiamo svegliare noi la mattina. Di che stiamo a parlare? No, appunto non ci vado. No, non ci vado, oppure giusto escono, vanno lì, stanno 3 minuti, alzano la mano e se ne vogliono andare perché si scocciano. Quindi anche questo tipo di valutazione. Io tante volte da questa radio ho detto che bisognerebbe restituire i lavori forzati, perché se uno finisce in galera perché appunto va a fare il delinquente perché non ha voglia di lavorare, laddove o quando viene appunto catturato e messo in prigione, è assolutamente una cosa deleteria farlo oziare 24 ore su 24 ore. Io farei come facevano nella vecchia Jugoslavia, dove quando acchiappavano uno, lo prendevano, lo mettevano davanti a un blocco di pietra, gli davano un martelletto di gomma e lo costringevano a farlo diventare borotalco. C'era questo vecchio detto. Io però appunto l'ozio non lo incentiverei, e non istigherei all'ozio. Insomma, bisogna sicuramente, questo è un problema appunto di cui si deve assumere l'amministrazione penitenziaria, soprattutto lo Stato italiano, e io li farei lavorare a forza, insomma. Mi trovi pienamente d'accordo. Voi mi avete fatto l'esempio delle prigioni italiane, di alcune prigioni in cui i direttori per esempio non possono prendere e decidere certe cose perché sennò si troverebbero nei guai. Però appunto io guardo alla vicina Svizzera o alla Germania, dove quando è l'ora della sveglia entrano dentro gli agenti, i vostri colleghi svizzeri o tedeschi, tirano sul letto e li inchiodano al muro. E uno deve stare in piedi, deve essere in attività. Cioè, ripeto, bisogna appunto che alle persone che stanno in prigione bisogna dargli anche qualche cosa da fare. Certo, ma però in questi casi, in alcuni casi, diciamo con la quasi totalità dei casi, li devi obbligare, come hai detto tu, perché credimi, non hanno voglia di fare nulla, anzi aspettano lì, guardano il soffitto, e puoi organizzare la qualsiasi attività, soprattutto i detenuti stranieri, che guai se ti permetti a volte di qualche collega che va lì, magari guarda c'è l'attività, ti rispondono pure male perché tu li hai svegliati o perché magari stanno a fare qualsiasi altra cosa. Quindi parlare di carcere fuori è facile perché non lo si conosce, uno può immaginare, pensare, ma chi l'ha vissuto, lo vive nel quotidiano, il carcere, sai, a volte quando ascolti delle cose ti viene veramente da ridere, per non dire da piangere, perché la gente è incompetente, poi pur di parlare dice la qualsiasi. Per l'amor di Dio, noi da questa radio siamo sempre stati tutti quanti molto competenti, quando parliamo di una cosa abbiamo l'abitudine di documentarci, ma a parte di averla conosciuta bene, però praticamente il carcere non è altro che lo specchio riflesso di quello che c'è fuori. La società. Quando fuori arrivano barconi interi di migranti e si ritrovano a dormire a volte sotto i ponti perché non vogliono andare per esempio da Fratellettore in via Ferrante a Porti a Milano perché preferiscono stare liberi, però tu a questi dopo gli dai i sacchi a pelo, gli porti da mangiare, basta. Ma ci rendiamo chiaramente conto, giustamente perché al paese loro non c'hanno manco veramente le lacrime per piangere. Guarda Mimmo, l'altro giorno ero in giro e veramente mi sono sentito, non voglio dire proprio accerchiato, ma quasi, ma no, che hanno cercato di farmi qualcosa, per l'amor del cielo. Però tu arrivi in qualche zona, che ne so, parliamo di Brescia o Bergamo, Milano, o Modena, Bologna, soprattutto al nord, cioè ti guardi intorno del nord, bravo, lo facciamo prima, perché sono tutti ormai ti guardi intorno, soprattutto io che poi spesso viaggio in treno, scendi alla stazione e dici ma aspetta, ma sono arrivato a Kabul o a Brescia o sono in Afghanistan, in Egitto, in Marocco, in Tunisia, e
questa cosa incide tantissimo sulla sicurezza, perché oggi la stragrande maggioranza di chi commette reati sono detenuti irregolari, sono perdonatemi, persone irregolari, immigrati irregolari. È questo che deve entrare nella mente delle persone. Qua non si tratta di essere razzista o meno. Io conosco tante persone straniere che si sono integrate bene, lavorano, pagano le tasse, rispettano la legge, la norma, ognuno ha la sua religione, ma va bene, amen. Ma e sono più incazzati di noi, bravissimo, Antonio. bravissimo. Sono più incazzati di noi, ma queste persone qua. Bravissimo, ma la stragrande maggioranza di queste persone arrivano in Italia, vogliono comandare, vogliono i soldi facili senza lavorare, e poi ovviamente iniziano con tutta questa violenza di questo mondo, perché li vediamo, perché ripeto, non è che Radio Libertà e quindi la radio vicina alla Lega, della Lega, che dice queste cose. Ripeto, guardatevi Diritto e Rovescio, non penso che sia una trasmissione, posso fare la pubblicità? Sì, Diritto e Rovescio del Debbio. Magari ci assumono poi. Magari... No, ma Antonio ti ha riportato anche il PD. Ieri stavo guardando il TG Regione e c'era il PD di Milano che attaccava il sindaco Sala perché ha detto che al sindaco Sala secondo il PD non ha fatto abbastanza per la sicurezza. La sicurezza dopo qualche anno sta diventando un problema. Che devono di fede? Io posso dire? Cioè, chi dice il contrario mente. Posso aggiungere solo un'altra cosa, visto che siamo anche quasi sul finire. Voglio rispondere a Anna Di Como, che ci ha appunto chiamato prima chiedendoci della polizia locale se verrà inserita nel comparto sicurezza. Io mi ricordo di quando i vigili urbani, sto parlando degli anni '80, ingaggiando un conflitto a fuoco, arrestarono dei brigatisti rossi che non erano proprio teneri da reprimere. Allora la polizia, i vigili urbani di Milano una volta, che erano tutti quanti superavano tutti quanti il 1,80 m come minimo, tutti quanti belli, cioè facevano più che il loro dovere. Certo. Forse perché appunto il mondo in effetti è cambiato, e come è cambiato per voi nelle prigioni italiane, è cambiato per tutto il mondo fuori. Come ha detto il vice premier, nonché ministro infrastrutture e trasporti, nonché segretario federale della Lega, fuori dalle palle. Quindi chi arriva in Italia deve sapersi adattare alle nostre regole, alle nostre leggi, altrimenti fuori dalle palle. Perché chi lavora in carcere è stufo. Mimmo, credimi, io parlo, Fede lo sa, parlo nel quotidiano con tantissimi colleghi, ma da Napoli, da Caserta, da Bologna e poi quelli del nord ovviamente, perché volevo ricordare che la rivolta di Como, i circa 150 detenuti che si sono resi responsabili della rivolta di Como, tutti meridionali, erano tutti stranieri, meridionali dell'Europa del Sud, erano tutti del Nord Africa, cioè quindi del Maghreb, provenienti dal Maghreb e dall'Egitto, perché oggi noi abbiamo una grandissima difficoltà del gestire proprio questa tipologia di detenuti provenienti dal Maghreb e dall'Egitto. Sono i peggiori in assoluto. Io voglio aggiungere una cosa: quei 4 che hanno aggredito il 22enne in Corso Como si sono dovuti passare 3 giorni per prendere e dire che 2 di quelli, o se non tutti, anche se abitavano a Monza, però erano Maranza, ma di origine egiziana. Allora, se noi viviamo in un paese in cui forse tanta colpa di questa è la Chiesa che noi abbiamo, siamo portati a essere più buoni che invece pratici, attivi. Allora, infatti tante volte io da questa radio, da questa trasmissione, ho spinto chi ha le leve del comando in mano a fare di più, a fare il giusto. Certo. E allora, ripeto, è venuta fuori questo discorso su questa nuova circolare che è emesso il DAP. Ecco, speriamo che appunto l'ufficio preposto per chiarire queste cose sia rapido, anche perché comunque sia, e voi ve lo potete confermare, in galera tante tensioni vengono diminuite, calmierate da certi volontari che appunto entrano. Io ho conosciuto tanti Mimmo, verranno vagliati. Non sono d'accordo, e Federico secondo me la pensa come me. Non è che i tanti volontari che entrano nelle carceri tengono tranquilla la situazione. No, ma il problema non è che ben vengano le persone che hanno voglia di collaborare, ma attenzione, non è una polemica verso chi entra in istituto. Però certe dinamiche bisogna viverle, perché se noi parliamo di
l'80% dei detenuti stranieri che arriva il volontario là, si pigliano la ciabatta, lo mandano a quel paese e se ne vanno e poi tornano in sezione a fare casino, non gliene frega nulla del volontario, ok? Quindi non è, il volontario non può attenuare, non è una questione di attenuare nemmeno. Purtroppo tu quando hai a che fare con una tipologia di detenuti che ti ascolta, che recepisce, che comunque la persona va bene, quindi riesce ad attenuare facendo qualche attività trattamentale, altre situazioni, ma quando ti ritrovi di fronte a queste persone che non gliene frega niente dell'attività trattamentale, lo dico da una vita, non gliene frega niente del poliziotto, della divisa, del paese che li ospita, quindi non c'è volontario che tenga, questi non gliene frega ma su nulla. Su quello Antonio Quindi, siamo d'accordo. questa è l'unica cosa, aerei, barconi, casa loro, casa è l'unica possibilità per poter risolvere il problema, perché non ti ascoltano. La mette in mano e sono pronti a tagliarti la faccia, le braccia, ti sputano in faccia, perché non ha quello che vedi tu all'esterno. E all'esterno noi abbiamo i colleghi della Polizia di Stato, i Carabinieri che possono intervenire grazie a loro, cioè grazie a Dio loro hanno comunque il taser, noi manco quello ci abbiamo. Quando il collega che sta in sezione deve intervenire è a mani vuote, capite? Mani vuote. Quando tu hai un energumeno del genere che tu vedi all'esterno delle stazioni o in qualsiasi porto della città che aggredisce le forze di polizia, il collega, fortunatamente per lui, parlando di Carabinieri o Polizia di Stato, ha il taser, puoi usare il taser, puoi usare il manganello, puoi usare in estremo, come è successo al maresciallo di Rimini, piena vicinanza, ha fatto benissimo, ha usato l'arma. Noi, quando siamo aggrediti all'interno dei reparti detentivi, non abbiamo nulla. Io non ho detto mica il contrario, non sono contrario a queste cose qua. Io dico, in Italia abbiamo tante leggi, sarebbe il caso di applicarle. Voglio vedere appunto, noi abbiamo parlato di altre circolari qua in cui c'erano direttori, parlo di direttori dei carceri del nord che le applicavano e altri che invece se ne facevano un baffo. Ma il motivo è sempre quello, Mimmo, perché in alcune zone la provenienza politica anche esterna impedisce. Può essere anche la provenienza politica, forse a volte. Può darsi anche, perché appunto se un direttore tende più alla gauche invece che alla droite, può essere che appunto alcune cose non le applica di proposito. Noi d'altronde abbiamo un Parlamento che crea le leggi e poi abbiamo una magistratura che prende e le stravolge. E dobbiamo metterci d'accordo, se lo Stato esiste deve essere tale e quale dal nord al sud, se uno svolge un lavoro, un ruolo lo deve svolgere appunto appieno. Mimmo, io ho una mia idea, se può arrivare questo ufficio dalla centrale in pratica che piglia, si assume lui le responsabilità e così Mimmo, protegge i suoi uomini. Ho una mia idea che servirebbe per proteggere tutti i colleghi che lavorano all'interno dei reparti detentivi e non, ma soprattutto i giovani che si accingono a fare il nostro lavoro. Io la dirò a chi di dovere il prima possibile, perché per me potrebbe essere un'ottima soluzione. Fai lo scoop, dillo in radio. Posso solo anticiparti che secondo me è arrivato il momento non di riaprire gli OPG, per l'amore del cielo, ma diciamo di una cosa del genere, anche che io li riaprirei domani mattina, ma di creare, io lo dico da un po', però adesso è arrivato il momento comunque di mettere nero su bianco, di creare degli istituti per ogni singola regione da mettere dentro persone facinorose, non avvezze rispetto alle regole, aggressive e altro, e liberare finalmente le carceri da questi personaggi. Volendo si può, perché prima di questo c'erano i bracci della morte, c'era Lucera, c'era Foggia, c'era Novara, c'era l'Asinara. Va studiata bene, perché io voglio ricordare una cosa: oggi un collega che si arruola appena entra in servizio dopo 4 mesi di corso non c'è più, purtroppo, e Fede può testimoniare. Non c'è più. Quando io sono arrivato nel 2001 c'era la guardia con 20-25 anni di servizio che si metteva lì vicino a te e ti diceva fai così, gestisci così. Dico la guardia perché è la vecchia guardia. Oggi purtroppo tu arrivi e dopo un po' sei lì, messo in sezione da solo con 60, 50, 60 io ne ho detenuti. conosciuto uno che si è ritrovato da solo con 100 detenuti, non con uno. Cioè io possiamo leggere Rosalia solo rapidamente, perché ci manca solo un minuto, anzi no, veramente sarebbe finito. Facciamoglielo leggere e basta e poi ce ne scappiamo, dai. Buonasera a tutti. Sono un vincitore del 186esimo corso, ho intrapreso questo percorso con estrema dedizione, impegno e sacrificio. Ho sentito parecchie frasi come il corpo peggiore, sarete abbandonati e altre baggianate.
praticamente questo ragazzo si scrive, che non si firma tra l'altro, mi fa male sentire brutte parole su questo corpo, mi fa male sapere che parecchi lo usano come ponte in attesa di entrare a far parte di altri corpi. Questo corpo non è di passaggio e non è un corpo secondo a nessuno. Bravo. Spero che riusciremo a dare il nostro aiuto il più presto possibile. Grazie per la lettura, viva la Polpenna. Non si firma, mi spiace, ma credo che si chiami Gerardo. Sì, giusto, Gerardo, che sono andato fuori. E l'altro messaggio era, giusto perché diamo... Ciao, sono Daniele da Parma, vorrei sapere se ci sono novità circa il concorso dei vice ispettori. No, non c'è nessun concorso. Alla prossima trasmissione. No, ma non c'è nulla, no. Ci sono le scuole di preparazione che stanno mettendo in giro delle notizie perché hanno bisogno di incassare. Siamo a dicembre, non c'è nessun concorso di sottufficiali per adesso, se ne parla l'anno prossimo. Ciao Daniele, saluti a tutti i ragazzi di Parma e i ragazzi in servizio nel reparto di Parma. Federico, a te l'ultima parola, vai. Sì, ragazzi, fate attenzione quando guidate, ricordatevi che il freno a mano salva la vita, usate il freno a mano. Ciao. Ciao Fede. Restate su Radio Libertà. Ciao. Buona serata a tutti.